quando poi concedi un errore del genere e subisci gol diventa non facile farlo, perché se poi guardiamo le occasioni in generale, proprio Lazzolo ha avuto un'occasione su un calcio da fermo dove è stato bravo Pavoni, noi abbiamo avuto 2 occasioni seppur non così limpide, però è chiaro che se poi regali un gol dopo 5 minuti diventa difficile contro 2 squadre, cioè tra 2 squadre chiuse che adottavano lo stesso modulo, quindi molto prudenti. Noi arriviamo da un momento non facile dove peraltro abbiamo perso nelle ultime partite per errori più o meno come questi, quindi bisogna assolutamente invertire la rotta. Com'è la scelta di giocare a Specchio? Ma noi arrivavamo da un 3-0 e quindi per cercare di dare più sicurezza soprattutto ai difensori, perché poi è da lì che sono partiti gli errori, ho pensato di dare un po' più copertura. Se poi analizziamo il gol di oggi, insomma, credo che anche con una linea di 10 difensori si prendeva tutto. Ha provato a ribaltarla, tanti cambi, tanta anche forza di volontà, tanta spinta, però è mancato quel guizzo, il campo non ha aiutato. Come ci si riprende da questo momento comunque delicato? Ma io credo che il miglior sistema sia sempre quello di lavorare. È chiaro che alle volte lavorare basta non è abbastanza. Riguardandosi, facendosi un esame di coscienza, noi stiamo peccando su degli errori individuali che sono determinati probabilmente dall'attenzione. Quindi la cosa migliore è concedere sempre meno spazio a stupidaggini, cercando di concentrarsi molto sul proprio e perché no sperare magari poi nei particolari di non subire ad ogni errore che si fa. Questa partita sbloccata in fretta e poi gestita abbastanza bene, un campo decisamente inguardabile. Oggi era veramente importante dare una dimostrazione di forza, di carattere, di personalità e nonostante come detto, il campo, la difficoltà dell'avversario che oggi ha cambiato modulo, in poco tempo per preparare la partita con tante partite ravvicinate siamo riusciti a portare a casa un risultato importante che volevamo, che i ragazzi volevano portare a casa. Ci siamo riusciti, siamo stati bravi a sbloccare subito la partita, poi secondo me abbiamo avuto anche qualche occasione, sicuramente magari non dettata da grandi trame di gioco, ma oggi quello che si poteva fare era questo e i ragazzi lo hanno fatto bene, l'hanno interpretato bene, bisogna fargli i complimenti perché anche in questo inizio di girone di ritorno dove magari non siamo stati tutte le volte premiati dagli episodi, i ragazzi non hanno mai mollato, ci hanno creduto sempre, hanno disputato secondo me delle buone partite con avversari forti perché soprattutto nel girone di ritorno ogni squadra ha un suo obiettivo importantissimo. La dimostrazione sono appunto lo spirito come il cantiero, scusate, la Clivense ha affrontato questa gara, il Club Milano oggi ha pareggiato ancora fuori casa a Desenzano, sono tutte partite molto molto delicate e difficili e noi oggi volevamo questa vittoria, ci siamo riusciti contro un avversario difficile da affrontare e ci godiamo questo momento perché è stata una settimana intensa, una settimana lunga. L'abbiamo chiusa con 2 vittorie e una sconfitta, volevamo fare meglio, non ci siamo riusciti e ora ci prepariamo un'altra settimana con 3 partite da prossimo sabato. Arras oggi ha fatto molto bene, De Angelis non ha giocato, grande abbondanza in attacco e attaccanti soprattutto di alto livello, questo penso che sia un piacere per lei avere questa possibilità di scelta. De Angelis ha giocato le altre 2 partite, credo che se la società mi ha messo a disposizione una cosa così importante, noi ci dobbiamo preoccupare solo di una cosa, del risultato finale, di come la squadra affronta le partite, poi i ragazzi sono intelligenti, capiscono le dinamiche di appunto tante partite ravvicinate, oggi lo stesso Pini che magari le altre 2 partite non ha giocato ha fatto una grande partita di sostanza, con lo stesso Diglio. Pedone è rientrato dopo una lunghissima assenza, noi ci dobbiamo preoccupare ogni domenica del campo, di chi va in campo, di chi entra, e se questo è lo spirito secondo me i ragazzi si possono togliere delle grandissime soddisfazioni. L'abbondanza per me non è un problema.
problema, io sono chiamato a fare delle scelte e le devo fare con il massimo della lucidità e dell'equilibrio. So benissimo che magari alle volte col senno di poi uno potrebbe dire si poteva fare una determinata cosa o un'altra, però io credo che per l'equilibrio della squadra è molto importante capire che tutti i ragazzi devono essere dentro con la testa, dentro con l'atteggiamento, loro l'hanno sempre fatto, io non credo che da questo punto di vista ho la fortuna di allenare una squadra importante di ragazzi intelligenti, di calciatori con una professionalità molto alta.